strage dei ragazzi di Agodega. Dal vertice in prefettura emerge come sia stata l'alta velocità a causare la tragedia e non la pericolosità della strada. Secondo una prima stima l'auto al momento dello schianto andava al doppio del limite consentito in zona. Sul luogo della tragedia intanto continua il via vai di amici e residenti e su Facebook lo straziante messaggio di addio della mamma di uno dei ragazzi. Candidatura alle politiche, terremoto nel PD trevigiano, in lista leader nazionali paracadutati nel territorio. La giovane Rachele Scarpa, che la segreteria provinciale aveva bocciato all'unanimità. Si dimette il militante storico Roberto Grigoletto. Rubano un'auto, compiono una razzia in casa ma vengono intercettati dai carabinieri che li inseguono. I ladri alla fine si schiantano contro la recinzione di una chiesa a paese. Arrestati un 54enne rom e le 2 figlie. 20enne finisce in ospedale dopo aver assunto droga. I carabinieri denunciano la coetanea che l'aveva venduto la dose. Turni massacranti per coprire i buchi delle ferie dei colleghi e i casi di positività Covid. La denuncia della CGIL sulla situazione degli infermieri allo IOV di Castelfranco. Grande successo di presenze per il tradizionale concerto dell'Assunta in piazza Santa Maria Maggiore, un appuntamento nel segno di Antonio Canova. 4 anni dopo la tempesta Vaia che ne aveva precluso l'accesso, ripristinato a Cinceniga Gordino il percorso che porta all'oasi di Papa Luciani. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso dunque torna ad aprirsi con la strage dei ragazzi, così è stata chiamata la tragedia di domenica a Godega di Sant'Urbano, in cui hanno perso la vita 4 giovanissimi. La procura, che ha rilasciato il nulla osta alla sepoltura, ha disposto una perizia sull'auto per capire se vi possa essere stato un cedimento meccanico, ma l'ipotesi più probabile è che a causare la fuoriuscita della macchina sia stata l'alta velocità, approssimativamente di circa il doppio del limite su quel tratto, cioè che è di 50 km all'ora. Su come contenerla si è svolta in mattinata una riunione straordinaria del Comitato Operativo sulla Viabilità. Sentiamo. Non è tanto la strada, quella curva, a essere pericolosa, ad aver causato la tragedia di Godega di Sant'Urbano, dove nella notte tra sabato e domenica lungo via Cordignano hanno perso la vita 4 ragazzi tra i 18 e i 19 anni. È stata quasi certamente l'alta velocità e occorre mettere in campo tutte le misure consentite dal codice della strada per far sollevare agli automobilisti il piede dall'acceleratore. È quanto emerso dalla riunione del Comitato Operativo Viabilità convocata dal prefetto Angelo Sidotti su input di Ministero dell'Interno e Servizio Centrale della Polizia Stradale. La dinamica dell'incidente, a mio avviso, è che causa determinante sia l'eccesso di velocità in quel caso specifico e quindi si deve andare a influire su quella causa. Noi andremo a implementare quella che è la segnaletica in quel tratto anche con delle zigrinature nella strada, in modo, oltre alla segnaletica verticale, di avere anche una segnaletica orizzontale adeguata, però anche la velocità insomma ha la sua parte, quindi colgo l'occasione per rinnovare l'invito a rispettare il limite di velocità. Sono sicura che questa ulteriore implementazione della segnaletica sarà insomma efficace e sufficiente a scongiurare in futuro nuovi episodi, nuove fuoriuscite. Noi proseguiremo con le nostre campagne di sensibilizzazione in sinergia provincia, ULSS, con progetti già in atto, cercando di potenziarli nella speranza che evitino nel futuro queste tragedie. Ma i tavoli tecnici, gli eventi, le iniziative tra gli studenti si susseguono, eppure i numeri dei decessi in strada aumentano e il 2022 rischia di chiudersi con un bilancio in drammatica crescita. Occorre che siano i conducenti a modificare i loro comportamenti, rendendosi consapevoli dei rischi che imprudenza e distrazione comportano. Il mio appello è quello di non sentirsi invincibili. Basta un attimo, una distrazione. Non succede solo agli altri, può succedere a noi stessi e quindi è moderare la velocità, prudenza alla guida e attenzione, massima attenzione, perché quest'ultimo tragico fatto ci dà la sensazione di quello che può succedere in qualsiasi momento. Intanto sul luogo della tragedia Godega di Sant'Urbano è un continuo via vai, amici, residenti, c'è dolore, c'è rabbia. E poi la mamma di uno dei ragazzi, la mamma di Daniele Ortolan, che ha scritto un straziante messaggio di addio al figlio su Facebook. Ciao mio amato figlio, campione di gioia e felicità, che tu possa nuotare tra gli angeli in paradiso e raggiungere traguardi che solo tu puoi. Siamo distrutti dal profondo dolore indescrivibile e immenso.
Mamma Tiziana affida a Facebook lo straziante messaggio di addio al suo Daniele. Il giorno della tragedia il dolore era stato così forte da farle perdere i sensi. Daniele Ortolan, 19 anni, talento del nuoto, era alla guida della Polo schiantatasi contro l'albero a Godega di Sant'Urbano, il luogo dove anche stamane è continuato il via vai di amici e residenti. Girasoli e rose bianche per ricordare i 4 ragazzi morti ai piedi dell'albero dove l'auto ha impattato. Siamo qua per loro, dice un loro amico con la voce rotta dall'emozione, stenta ancora a credere di averli persi per sempre. Non avrei mai pensato di parlarne 4 così in un colpo e essersi svegliati domenica mattina con la notizia che 4 amici erano scomparsi, diciamo che ti cambia. Un tratto di strada noto per la sua pericolosità. Nella stessa curva di via Cordignano il 14 marzo 2019 sono morti altri 2 giovanissimi di 19 e 18 anni. Uno di loro era il nipote della famiglia Ortolan. Non immagino i suoi di Ortolan che hanno perso sia il cugino che il figlio. Sì, è una strada maledetta. Fra loro anche una madre che ha perso il figlio di un incidente 30 anni fa quando aveva 18 anni. E mi ricorda mio figlio. Io domenica non ho fatto altro che piangere. Devono fare qualcosa, questa curva è maledetta. Ma per alcuni residenti il vero problema è la velocità. È una strada maledetta, è una strada così che corrono forte e purtroppo abbiamo anche protestato per la velocità, questo che altro, però non abbiamo concluso granché. Va presa a velocità giusta. Qua i ragazzi sono portati a correre. Quindi da Cordignano andiamo a Godega, monta su e via. Che la tragedia possa portare ad una riflessione, dice Don Celestino Mattiuz, parroco di Godega di Sant'Urbano, poi lancia un monito ed un appello. Chi deve provvedere dal punto di vista di dare sicurezza ai giovani di pensate alla vita, che ha un domani, per cui evitare un oggi tragico per avventura, ecco, senza riferimento al caso specifico. L'appello l'avete sentito del prefetto, l'appello anche del parroco di Godega di Sant'Urbano e poi l'avete sentito anche nel servizio di apertura, le parole del Presidente della Provincia, le iniziative che ci sono verranno potenziate. Ne ha parlato oggi anche da Palazzo Balbi il governatore Zaia, che annuncia la progettazione di una nuova campagna shock sui social proprio per la sicurezza stradale. Sentiamolo. Partiremo, adesso ho chiesto che mi venga fatto un progetto, una delibera, per una roba che ho in mente, campagna shock con spot sui social media per i giovani. Voi sapete che io feci quelle famose campagne contro le stragi. Fui molto criticato per gli spot shock, però furono quelli che comunque fecero partire, rappresentarono l'innesco per una discussione anche tra i ragazzi. Noi allora andammo addirittura nei bambini nelle scuole elementari creando anche delle mini strade con dei mini segnali, cercando di iniziare a educare i bimbi fin da piccoli, che sono poi i bimbi che oggi hanno più di 20 anni. Purtroppo continuiamo a leggere di questa strage, non possiamo omologarci e pensare che sia normalità, e quindi penso che noi dobbiamo rimettere in piedi la macchina, però una macchina che deve coinvolgere un po' tutti. Allora si fecero gli stati generali per la sicurezza stradale. Io penso che non servano tante riunioni. Se ognuno di noi, per le proprie competenze che ha, parlo dei media piuttosto che delle discoteche, i gestori del ristorante, parlo delle associazioni di categoria, sono un po' tutti quelli che possono dire qualcosa, noi magari cercheremo di mettere in piedi un'immagine coordinata di questa campagna e poi ognuno cercherà di dare il suo contributo. Magari fosse solo un problema di strade, il problema è un problema di educazione alla sicurezza stradale. Esco ovviamente dal fatto specifico perché non mi sembra proprio il caso di discutere sulle dinamiche di un caso appena accaduto, però in senso generale noi abbiamo grande mortalità tra i giovani, oltre il 46% dei giovani che muoiono con fuoriuscita di strada in solitaria, quindi si capisce che forse le dinamiche che accomunano ovviamente i ragazzi sono dinamiche sulle quali dobbiamo lavorare.
Torneremo a parlare di sicurezza stradale tra poco, ancora con la cronaca. Prima però irrompe la politica, perché parliamo delle candidature alle politiche di settembre, in particolare quelle del Partito Democratico, che hanno provocato un terremoto in queste ore nel Partito Democratico trevigiano. In lista leader nazionali paracadutati nel territorio, e poi il nome della giovane Rachele Scarpa, che la segreteria provinciale del partito aveva bocciato all'unanimità, e arrivano le dimissioni del militante storico Roberto Grigoletto. Doveva essere la volta del riscatto per il PD trevigiano, che alla segreteria regionale aveva chiesto di mettere in lista per le prossime politiche in posizioni favorevoli dei propri rappresentanti, puntando innanzitutto su Paolo Galeano, sindaco di Preganziol, e Maria Rosa Barazza, rieletta a Cappella Maggiore, e invece dall'alto sono stati calati nei collegi trevigiani leader nazionali come Enrico Letta e Piero Fassino, mentre l'unico posto in Parlamento assicurato andrà a Rachele Scarpa, 25 anni, ex sardina, proveniente dalla rete studenti, che nell'elenco dei 13 nomi sottoposti dal segretario provinciale Giovanni Zorzi a quello regionale Andrea Martella neppure c'era. Nelle liste per Camera e Senato compaiono anche lo stesso Zorzi, il sindaco di Preganziol Paolo Galeano e l'ex sindaco di Maserata Anna Sozza, ma con chance ben diverse dalla Scarpa, sponsorizzata con una lettera dal PD cittadino e dal suo segretario Giovanni Tonella. Il primo risultato è che il PD perde un rappresentante storico come Roberto Grigoletto. Da parte mia la scelta di rassegnare le dimissioni da tutti gli incarichi di partito, le ho già presentate al segretario provinciale, e anche la decisione di passare al gruppo misto in consiglio comunale, perché non mi sento più di rappresentare questo partito, del quale pur sono stato a suo tempo anche segretario provinciale, ma che sinceramente non riconosco più. E le dimissioni di Grigoletto potrebbero essere solo le prime. Il segretario provinciale Giovanni Zorzi si è preso alcuni giorni per riflettere, e sia lui che Galeano potrebbero rinunciare alla candidatura. Su Scarpa Grigoletto è tranchant. Io non saprei che cosa dire sulla Scarpa, nel senso che non la conosco, non l'ho mai vista nel partito. Probabilmente sarebbe stato importante pensarci un attimo prima di accollarsi queste responsabilità, perché insomma andare in Parlamento non è come andare alle giostre. Il segretario Martella difende la scelta. È una ragazza che sicuramente potrà portare valore aggiunto, e quindi abbiamo voluto candidarla in questa posizione di primo piano, proprio per favorire un ricambio e per dimostrare che il PD sarà impegnato su questi temi che riguardano i giovani. Io sono convinta che il partito provinciale, i sindaci, gli amministratori e tutte quelle persone che probabilmente non si sono sentite valorizzate all'interno della composizione delle liste mi potranno aiutare a colmare quelle che potrebbero essere delle mie eventuali lacune. Io penso che l'avversario sia a destra, quindi non riesco a vedere avversari nel mio partito, e anzi spero veramente che si lavorerà insieme per obiettivi comuni. Intanto nella partita delle elezioni entra anche l'ex sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, che in un post su Facebook annuncia di aver raccolto le firme necessarie per la lista UCDL, Unione per le cure, i diritti e la libertà, coraggio e libertà, che ricalca le posizioni contrarie all'obbligo vaccinale, al Green Pass, di dura critica alla gestione del Covid a livello statale e regionale. Il movimento è associato nel simbolo al partito animalista. Nell'ottica di superare più agevolmente lo sbarramento del 3%, scrive Szumski nel post, il movimento ha deciso di partecipare alle elezioni insieme ad altri movimenti. Sto approfondendo l'alleanza, dice Szumski, valutando se c'è reale coesione di idee e di intenti per confermare o meglio la mia candidatura. Dicevamo, la sicurezza stradale torna di nuovo adesso nel nostro telegiornale, perché c'è stato un altro grave incidente, questa volta a Spresiano, un'auto che ha travolto 2 ciclisti questa mattina. Una gita in sella alle 2 ruote ha rischiato di trasformarsi in tragedia. 2 ciclisti mestrini sono rimasti feriti a causa di un incidente avvenuto sulla Pontebana. Sembra, anche se la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, che l'auto, che proveniva nello stesso senso di marcia dei ciclisti in fase di sorpasso, abbia urtato una delle 2 bici, che è finita contro l'altra. Il sinistro è avvenuto lungo la statale 13 in località Busco, strada che da Spresiano va verso Conegliano. Alla guida di una Golf una donna che si è subito fermata per prestare i primi soccorsi.
soccorsi. Un ciclista è stato trasportato con l'elicottero del SUEM 118 all'ospedale di Treviso, l'altro in ambulanza al nosocomio cittadino. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti soccorsi di carabinieri di Spresiano per i rilievi di legge. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora per permettere il soccorso ai 2 feriti. E il ponte, il weekend di Ferragosto, lo avevamo annunciato nei nostri servizi, è stato anche un momento per i carabinieri per effettuare un controllo importante sulle strade, ad esempio lungo la Treviso Mare, una trentina le sanzioni comminate, ma anche controllo del territorio, quello che ha portato a bloccare una famiglia di rom, padre e 2 figlie, che avevano, dopo aver rubato un'auto, avevano razziato un'abitazione e poi nella fuga, proprio inseguiti dai carabinieri, si sono schiantati contro la recinzione di una chiesa. È stato un vicino di casa a chiamare il 112. Venite, c'è qualcuno nella casa accanto alla mia. Ha fornito le indicazioni dell'auto utilizzata dai ladri. Le pattuglie dei carabinieri arrivati in poco tempo hanno intercettato la macchina. Alla vista dei militari hanno tentato la fuga mettendo in atto una serie di manovre pericolose. Poi, a causa della velocità, sono finiti fuori strada in località Postioma di Paese, andando ad impattare contro la recinzione della chiesa parrocchiale. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alle aventi diritto e sono stati anche raccolti degli elementi interessanti, degli strumenti utilizzati appunto per degli arnesi da scasso, ecco, in maniera più puntuale, e quindi sono stati in generale raccolti degli elementi che ci potrebbero servire anche così per capire se questo terzetto si sia reso responsabile in zona anche di altri furti analoghi. Il terzetto è composto da un padre, 54 anni, e 2 figlie, 27 e 21 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine. Devono rispondere di furto aggravato in abitazione, in concorso e resistenza pubblico ufficiale. L'involucro, recuperato dai militari, conteneva 3 cofanetti portagioielli con una ventina tra collanine e bracciali in oro, anelli, orecchini ed un paio di orologi di pregio, nonché una torcia e 2 cacciaviti che sono stati posti sotto sequestro insieme a 1.500 euro in contanti, 2 chiavi passepartout e materiale per il travisamento, cappellini e occhiali da sole recuperati nell'autovettura danneggiata dai 3. Weekend di controlli anche sul fronte stradale, vista l'elevata mobilità di persone e mezzi, soprattutto nelle zone marittime e montane. La Treviso Mare è stata una delle strade osservate speciali, grazie anche all'ausilio dell'elicottero dei carabinieri. A livello provinciale, a fronte dell'elevatissimo numero di controlli, siamo nell'ordine di circa 300-400 veicoli e veramente diverse centinaia di persone controllate. Abbiamo rilevato complessivamente una trentina di violazioni che, ripeto, vanno dalla guida in stato d'ebbrezza a violazioni quali il mancato uso delle cinture di sicurezza, l'uso del telefono cellulare alla guida e, ripeto, molto spesso una guida in non perfetto stato di efficienza psicofisica. Condotte, termina il comandante, che portano a costituire un pericolo per sé e per gli altri. E sempre i carabinieri hanno individuato e denunciato una ventenne che aveva ceduto una dose di chetamina, di droga sintetica, a una coetanea, e questa ragazza era poi finita in ospedale. È bastata una piccola dose di chetamina, droga sintetica tra le più potenti e pericolose, a farla star male, tanto da rischiare una tragedia. Ricovero d'urgenza in ospedale nel weekend di Ferragosto per una 21enne di Paese che aveva acquistato la droga da una coetanea. I carabinieri sono riusciti a risalire alla giovane che le aveva ceduto la dose e a denunciarla. Non l'unico intervento dei carabinieri in questi giorni. Altri 2 spacciatori sono stati individuati. Si tratta di un 20enne pitergino e di un 39enne di Resana, entrambi sorpresi dalle pattuglie dei carabinieri in seguito a dei controlli su strada. Il 20enne è stato trovato in possesso di 3 dosi di hashish. Dopo la perquisizione della propria abitazione sono stati inoltre rinvenuti dalle forze dell'ordine una ridotta quantità di marijuana, 80 grammi di hashish e 2 bilancini di precisione. Il 39enne invece è stato colto con addosso alcuni grammi di cocaina e 2 bilancini, nonché di strumenti per il confezionamento della droga. La sanità adesso, turni massacranti anche di 14 ore filate allo IOV di Castelfranco. La denuncia di Sara Tommasini e Andrea Artuso della segreteria provinciale FP-CGIL di Treviso, che attaccano la drammatica situazione che si è venuta a creare in questi ultimi giorni, dopo settimane nel corso delle quali il personale ospedaliero dei reparti di ematologia e oncologia era già al limite, con riposi soppressi anche fino a 3 notti consecutive di servizio per coprire i buchi dettati dalla programmazione delle ferie e dai casi di positività per
per Covid. Già nelle scorse settimane le difficoltà di coprire i turni, in particolare degli infermieri, per la maggior parte neoassunti, si sono fatti sentire, spiegano Tommasini e Artuso. Ora la situazione è fuori controllo e al personale dei reparti è chiesto di saltare il riposo. Vengono programmate anche 3 notti di fila e i turni arrivano a toccare anche le 14 ore di servizio ininterrotto. È necessario, concludono con urgenza, di trovare immediatamente una soluzione per alleggerire gli insostenibili carichi di lavoro. E intanto proprio alla sanità andrà una cospicua parte del bilancio di previsione della Regione, che è stato approvato dalla Giunta regionale questa mattina. 17 miliardi, un bilancio di 17 miliardi, di cui 9 per spese sanitarie. Il passaggio in Consiglio regionale è previsto in ottobre. Uno dei primi dossier che il nuovo governo dovrà affrontare è il buco che si è aperto nei conti delle regioni per fronteggiare l'emergenza Covid. Un disavanzo per le spese sanitarie che a Palazzo Balbi stimano in oltre 1,5 miliardi. Il presidente Zaia lo dice in fase di presentazione del bilancio 2023, che ammonta a quasi 17 miliardi di euro, approvato in giunta, il cui passaggio in Consiglio è previsto per ottobre. Un bilancio che, nonostante le difficoltà che ogni anno vede aggravarsi di una serie di costi, quest'anno più personale, circa 10 milioni di euro in più di adeguamenti contrattuali, maggiori costi legati anche a quelli che sono legati all'energia, piuttosto che l'indebitamento della Regione, che ci costa ulteriori 10 milioni, ma che vede la capacità di analizzare bene il bilancio e di continuare a investire e a garantire i servizi che abbiamo fatto nel corso degli ultimi anni. Nel 13° bilancio regionale senza tassazione è stato tagliato il 15% delle spese rispetto all'anno precedente. Del totale di 17 miliardi di euro, più di 9 miliardi saranno destinati al comparto delle spese sanitarie. Rimarrà una marginalità di circa 67 milioni di euro. Continuiamo ad investire con i fondi comunitari, quindi garantendo più di 60 milioni di euro nella coprogettazione in Europa, e continuiamo ad investire anche nel dissesto idrogeologico. Una regione fragile come la nostra deve avere la capacità ogni anno di garantire cifre importanti. Così continuiamo ad investire nella scuola, nella formazione, ancora 26 milioni, nelle scuole paritarie 31 milioni. Nello specifico, al rischio idrogeologico andranno 16 milioni e mezzo. 60 milioni sono invece destinati al cofinanziamento di fondi comunitari. Tra le priorità anche cultura, Olimpiadi e Paralimpiadi. Torniamo a Treviso adesso. Ieri non solo la giornata di Ferragosto, ma anche la festa della Assunta, e quindi il tradizionale concerto dell'Assunta, un grande successo in piazza Santa Maria Maggiore. Non ha impaurito nemmeno l'imminente temporale o la classica gita fuori porta il giorno di Ferragosto. In centinaia i trevigiani rimasti in città hanno voluto partecipare anche quest'anno alla tradizionale festa dell'Assunta, tornata nella sua sede tradizionale in piazza Santa Maria Maggiore dopo le 2 edizioni svolte in piazzale Burchiellati per colpa della pandemia. Dopo la messa, la serata è stata dedicata alla musica con l'Orchestra Regionale Filarmonica e la partecipazione di cantanti lirici di livello internazionale. Il ricco programma con le musiche di Mozart e Rossini ha voluto esplorare diverse opere ottocentesche. L'evento è stato dedicato ai valori espressi dall'arte del Canova nel bicentenario della morte del grande scultore. Il sindaco Mario Conte, presente alla rievocazione, ha anche voluto ricordare i 4 ragazzi di Godega Sant'Urbano morti tragicamente in uno schianto con l'auto. Alla Madonna Grande, alle 4 famiglie di quei 4 ragazzi che purtroppo ci hanno lasciato troppo presto. Sono tragedie che fanno riflettere tutti, dagli amministratori alle famiglie ai giovani stessi, che dobbiamo stare un po' più attenti. Anche quest'anno, prima del tradizionale concerto, c'è stata la rievocazione storica curata dall'Associazione 16° Reggimento Treviso 1797, con la presenza dei militi storici in divisa d'epoca. 16° Reggimento Treviso! Adesso andiamo nel Bellunese.
in apertura parliamo della Marmolada. Non c'è davvero pace per la Marmolada, perché siamo però sul versante trentino. In questo pomeriggio una frana di grosse dimensioni a Cima Uomo sulla Marmolada si è staccata appunto nel pomeriggio sul versante che guarda la Valle di Fassa. Secondo quanto afferma la Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, un geologo sorvolerà in elicottero in queste ore la zona per fare una stima sulla quantità di materiale crollato, probabilmente calcari dolomitici e dolomi, e sarà necessario individuare l'esatto punto del distacco. Non sono rimasti coinvolti escursionisti, fortunatamente in questo caso. È successo appunto Cima Uomo sul versante che guarda la Valle di Fassa in Trentino, dunque un altro distacco in una Marmolada senza pace. Ovviamente il pensiero è andato subito a quanto accaduto ovviamente alla tragedia della Marmolada, e fortunatamente non ci sono feriti, ma insomma una montagna che non ha davvero pace. E non c'è pace nemmeno su un discorso, su un dibattito, su uno scontro ricco di colpi di scena, quello della gara automobilistica Pedavena Croce Daune, perché il sindaco di Val di Zoldo e membro del consiglio direttivo del parco Camillo De Pellegrin ha presentato le sue dimissioni da consigliere dopo la decisione dell'ente di non concedere la deroga al regolamento. L'abbiamo raccontato nei giorni scorsi. Ancora incerto il futuro della manifestazione di corsa automobilistica Pedavena Croce Daune. Sabato il presidente del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, Ennio Vigni, ha ribadito l'impossibilità da parte del parco di operare la deroga all'articolo 29 del regolamento entrato in vigore nel 2021 e che esplicita, senza lasciare spazio a interpretazioni, secondo Vigni, il divieto di svolgere manifestazioni motoristiche all'interno dei confini protetti. Il parco è un ente pubblico e come tale deve rispettare le leggi, prosegue Vigni, che spiega inoltre come qualsiasi ingerenza della parte politica all'interno della decisione di applicare la deroga potrebbe avere conseguenze di rilevanza penale. Una decisione che ha lasciato molti scontenti, primo su tutti Camillo De Pellegrin, sindaco di Val di Zoldo e membro del consiglio direttivo del parco, che ha presentato le sue dimissioni da consigliere. La mia più profonda amarezza è rispetto ai danni che noi in questo modo, con questo atteggiamento, creiamo nei confronti del parco, perché il parco è un valore aggiunto importante, ma se noi lo limitiamo o non riusciamo a contemperare gli interessi, alla fine il danno lo facciamo al parco. È importante che le economie dei territori del parco abbiano delle possibilità in più, non in meno, aggiunge De Pellegrin, per il quale il negare una competizione sportiva per l'applicazione di un formalismo legale, del quale si sta peraltro già discutendo la modifica, è un paradosso e un grosso danno per l'introito economico dei territori coinvolti. Perché non si capisce perché si pensi già ora di modificare il regolamento per fare la gara il prossimo anno o tra qualche anno, quando il regolamento verrà modificato. Questa sera ci sarà la riunione del comitato organizzatore dell'evento, il quale è ancora speranzoso di raggiungere un comune accordo e ottenere una deroga, ma che altrimenti si dice pronto a presentare ricorso al TAR del Veneto. A questo punto il no è arrivato. Noi faremo, credo giustamente, ricorso al TAR. Noi ci battiamo sul fatto che non sono vietate sì le manifestazioni motoristiche, però su strade silvopastorali. Invece sulle strade regionali si possono fare. Ultima possibilità, al momento la più probabile, resta quella di svolgere la gara in forma ridotta, e cioè con arrivo ai confini del parco, riducendo il tracciato da 8 a 5 km. Il comitato organizzatore si dice disposto a svolgere l'evento in questa modalità, pur di non perdere il grosso indotto economico e turistico per tutte le attività del territorio legate all'evento. Il bello è logicamente la gara nella sua interezza, anche perché il secondo tracciato, quello all'interno del parco, è quello più tecnico, diciamo, quello che fa la differenza tra Pedavena Croce Daune e tutte le altre gare che ci sono a livello nazionale. Però noi, se proprio non possiamo arrivare in cima, la faremo fino là. La creatività nel lavoro come nella vita era il suo tratto, un vero architetto nella mente e nel cuore, dall'energia inesauribile, lascia un vuoto incolmabile in tutti noi, siamo increduli e da oggi molto più poveri per questa prematura scomparsa. Così Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, ricorda Lucio Talamini, l'architetto zoldano morto all'età di 66 anni. Talamini era stato anche componente del Consiglio Generale dell'Associazione, nominato dal Consiglio di Presidenza guidato da Luca Barbini. I funerali si terranno domani alle ore 15 nella chiesa di San Floriano in Pieve di Val di Zoldo.
L'oasi di Papa Luciani, siamo a Cenceniga Gordino, è rimasta inaccessibile ai fedeli dopo la tempesta Vaia del 2018 che aveva distrutto il sentiero che portava al luogo sacro. Ora i fedeli possono tornare perché la strada è stata ripristinata. La ripartenza dell'oasi Papa Luciani, che era stata ferma dal 2018, colpa del Vaia che è passato e ci ha portato via il sentiero e non abbiamo potuto più salire a Ghiselles. È stato ripristinato il sentiero che porta all'oasi Papa Luciani di Ghiselles a Cenceniga Gordino in provincia di Belluno, distrutto dalla tempesta Vaia del 2018. L'oasi, nata nel 1978 grazie a Don Ettore Fornezza, per 9 anni segretario particolare del patriarca di Venezia Albino Luciani, da sempre è stata meta e rifugio di tanti fedeli e parrocchiani veneziani che ancora oggi amano e pregano Giovanni Paolo I. Finalmente ritorna ad essere accessibile grazie ai fondi stanziati dalla Regione Veneto e dal Comune di Venezia. L'oasi Papa Luciani ha un grande progetto, quello di assicurare ai giovani, i nostri intanto giovani veneziani, di tutte le parrocchie dove io ho fatto il parroco, di ritornare a Ghiselles e continuare questa esperienza, prima di tutto di amicizia, poi anche di vita cristiana e soprattutto di essere uniti nel realizzare le cose che noi dobbiamo realizzare qui. Presto sarà attivo anche il nuovo impianto di pannelli fotovoltaici che daranno a Ghiselles energia pulita e consentiranno di dare luce ed elettricità a tutta l'oasi. Il weekend appena trascorso è tornato dunque l'appuntamento con la festa di Ghiselles, un'occasione non solo per percorrere il nuovo sentiero, ma anche per ammirare la statua di Papa Luciani. E vorrei ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato, ci hanno dato anche la possibilità economica di continuare a realizzare le opere e sicuramente ancora ci aiuteranno per definire proprio la zona che diventi proprio un centro di accoglienza soprattutto per i giovani. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al meteo. Previsioni per mercoledì 17 agosto. Sul Veneto cielo in prevalenza sereno con alternanza di nuvole sulle province occidentali. In serata possibili locali piovaschi nelle zone montane. Temperature in leggero aumento. Minime comprese tra i 17 e i 22 gradi, massime sui 33-34 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia cielo sereno o poco nuvoloso. Dal pomeriggio probabile aumento della nuvolosità. Temperature minime tra i 19 e i 22 gradi, massime sui 31-32 gradi. Sul Trentino Alto Adige il tempo sarà generalmente soleggiato con possibili velature in transito. Verso sera la nuvolosità sarà in aumento a partire da ovest. Temperature minime tra i 18 e i 19 gradi, massime sui 32-33 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.